Bene, ed eccoci ritornati in studio come sempre per la nostra rubrica del Memento, che questa sera dedichiamo a uno degli ospiti silenziosi che ormai da tanti mesi abbiamo sul nostro teleschermo. Ricordiamo sempre le vicende di queste persone. Questa sera parliamo di Julian Assange, giornalista australiano in carcere a Londra, nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh, in attesa di conoscere il suo destino, se essere estradato negli Stati Uniti, dove potrebbe essere processato e subire una condanna pesantissima. È già condannato. Sì, beh, quindi viene solo restituito, mandato agli Stati Uniti per essere carcerato. Poi decideranno secondo il diritto, diciamo, americano cosa ne faranno, ma la sostanza è che lui è un condannato praticamente a 100 e passa anni. Fino a 175. E quindi il problema è questo. Sono ormai quasi 3 anni che noi ci battiamo per i famosi nostri ospiti silenziosi. Cosa vuol dire? Vuol dire che continuiamo, la realtà, la verità, il dramma sparisce se non si insiste a spiegare che ci sono delle situazioni che non sono compatibili con una forma democratica. E allora l'importante è insistere e battersi perché la memoria rimanga. Adesso invece sul territorio veneto, ma anche su altre zone dell'Italia, è incominciato ad avere una sensibilità nei confronti di questa tragedia di Assange, il quale, poveretto, ha solo fatto una cosa normale, ha detto la verità. Cioè, cosa è successo? Un momento in cui gli Stati Uniti si sono trovati in una certa situazione, hanno preso delle misure molto drastiche e poco legali nei confronti di altre persone, quindi è giusto che si sappia, perché questo fa parte della democrazia. E in questo senso questa sera abbiamo un ospite che è molto preparata, ma soprattutto è l'organizzatrice a Ponte San Nicolò di una manifestazione che si terrà la prossima settimana. Certo, abbiamo con noi Donatella Mardollo. Buonasera, grazie di essere qua nei nostri studi, che fa parte del movimento Free Assange Italia e che è anche la responsabile del Comitato Veneto per Assange. Ecco, voi avete organizzato questa serata la prossima settimana, giovedì 13 ottobre. Allora, di che cosa si parlerà in questa serata? Beh, naturalmente il titolo della conferenza è Libertà di stampa e diritti umani, quindi questo è il centro. Poi il caso di Assange comunque sarà come dire, la parte concreta, pratica, su cui noi valuteremo e discuteremo. Abbiamo invitato Stefania Maurizi, che ha scritto un bellissimo libro, soprattutto molto documentato, anche perché è stata protagonista in prima persona del libro su Assange che si chiama Il potere segreto, perché vogliono distruggere Assange e Wikileaks. E appunto lei ha collaborato in forma esterna come media partners con Assange e l'organizzazione già dal 2009. Sì, lei ha avuto accesso ai documenti di Assange, no? Assolutamente, ha avuto accesso quasi subito. La Maurizi è una laurea in matematica, quindi era già aveva un approccio, come dire, alla logica molto forte, e aveva già scoperto a sue spese, diciamo, che le sue fonti, quando dovevano dire qualcosa di scottante, qualcosa che avrebbe creato loro dei problemi, non si fidavano, cioè, come dire, non le davano più informazioni, e quindi si è un po' informata e a quel punto ha individuato, gli hanno segnalato sul nascere questo gruppo che non c'era ancora Wikileaks, Assange faceva parte di un gruppo di cyberpunk, una cosa, però loro facevano già un sacco di cose sulla crittografia che al momento nessun giornale, nessun grosso media usava, e quindi tutte le fonti erano sempre a rischio.
Questa è una cosa che lei proprio la toccava in prima persona, e quindi lei ha cercato i contatti con questa organizzazione, con Assange. Ecco, riusciamo a spiegare, noi abbiamo introdotto un po' la figura di Julian Assange, ma chi è Julian Assange? Beh, Julian Assange è sicuramente un giornalista, un pubblicista, perché cosa fa un giornalista? Raccoglie le notizie e le diffonde, senza scopi nascosti, quindi per l'interesse del pubblico, ed è questo il punto su cui Assange, diciamo, già appunto quando ha fondato Wikileaks, cioè nel 2006, aveva puntato tutto, veramente tutto, a rischio anche della sua vita. E naturalmente lui non era da solo, cioè Wikileaks aveva molti altri giornalisti, però proprio per una questione di sicurezza e di garantire, come dire, che la rete, di questa rete, perché questa è la cosa anche fondamentale, che questa rete informativa e anche informatica funzionasse, non venisse stoppata, bloccata, eccetera, eccetera, c'erano delle persone, era lui e un'altra giornalista, che facevano i frontman, insomma, e quindi lui era stato conosciuto e lui è stato colpito, anche se gli altri, da quello che dice Stefania Maurizi, non è che sono proprio senza pericolo, ecco. Quindi hanno rischiato molto per informare, e quali sono le notizie che hanno dato in breve? Beh, loro hanno avuto delle fonti perché l'accusa che tendevano anche a fare ad Assange era che fosse lui cioè l'hanno accusato di spionaggio, perché hanno usato l'Espionage Act, che in pratica è una legge americana che è nata nel 1917, durante nella guerra mondiale, dove si usava questa legge per colpire le spie che davano informazioni al nemico. Sì. Ma questo non è il caso di Assange, perché lui ha pubblicato tutto con le dovute attenzioni, perché man mano che lui riceveva questi cablo che non sono altro che documenti riservati, certo, o anche segreti, non tanto top secret, perché ci sono vari livelli di segretezza, man mano che lui appunto li riceveva, valutava con la sua organizzazione, ma non solo, perché quando ha avuto le informazioni, cioè diciamo tutti questi cabli, queste informazioni, lui ha immaginato e ha creato un gruppo di media partners ufficiali, cioè che scrivevano sui giornali, voglio dire, da Der Spiegel a New York Times, la Repubblica per Stefania Maurizi, insomma tantissimi altri giornali, e ha creato questo team che doveva valutare nel proprio ambito, quindi la propria nazione, l'importanza dei vari cablo e vedere se in questi cabli c'erano cose pericolose da togliere, per esempio nomi o riferimenti che potessero mettere in pericolo le persone o gli stati. E diciamo quello che ha fatto scoppiare la bomba, diciamo, dal punto di vista proprio dell'informazione sono stati il rilascio delle informazioni sulle guerre, la guerra in Afghanistan, le guerre in Iraq, che è quella più famosa, diciamo, è quel video che si chiama Criminal Murder, dove si vede un elicottero Apache che punta su dei civili e anche, come dire, in maniera allegra, cioè si ridacchiano, punta sui civili, li colpisce con delle armi potentissime, cioè non semplici proiettili ma molto potenti, e poi come dire, una volta che li ha colpiti e vede che, cioè questi insomma non c'erano armi, non c'era un obiettivo militare, e arriva una camionetta locale dove c'è un signore che ha 2 bambini nella camionetta,
e vede questi che cadono tutti e cerca di aiutare. Tra l'altro 2 di quelli colpiti erano della Reuters, un giornalista e un aiutante, e lui fa per aiutare e questi sparano ancora. Quindi, cioè, voglio dire, hai 2 bambini in macchina, cerchi di aiutare uno che sta stramazza per terra, cosa poteva fare? Lui ha coperto i bambini col suo corpo, infatti i bambini si sono salvati. Quindi queste sono le cose che sono state più eclatanti e che hanno fatto arrabbiare tantissimo naturalmente gli Stati Uniti, ma poi ci sono tantissime informazioni, cioè ha rilasciato informazioni che riguardano tantissimi stati dove si vede, dove si capisce. Ecco, queste informazioni, la cosa importante da dire, che sono informazioni originali, perché le fonti sono tutte fonti americane, cioè o soldati, analisti, e quindi ovviamente erano assolutamente credibili e vere. Sì, anche il video sono registrazioni militari, vere, certo. E quindi si vedono le cose come effettivamente succedono, certo. Quindi non c'è un errore, è una sorta di tiro al bersaglio con la gente che passava sotto, sì. E poi chi è passato per caso e ha cercato di aiutare queste povere creature è stato a sua volta colpito. Sì. E ci sono tantissimi. Poi l'altro caso anche che ha avuto diciamo un lancio pazzesco è stato la questione di Guantanamo, cioè dove loro facevano queste extradition, cioè rapivano le persone, no? Cioè dopo l'11 settembre si è indurito e si sono fatti dei programmi molto fuori dalla legalità, fra virgolette, perché la gente non è che viene rapita per la strada e poi messa in una prigione senza che si faccia un processo, invece lì era così. E la maggioranza della gente in Guantanamo mi pare che erano un po' sotto gli 800 quelli che erano imprigionati lì, 732 sono stati, non c'entravano niente e sono stati rilasciati. Ancora Guantanamo però non è stata chiusa, cioè questa è una cosa veramente... Ma non la chiudono, perché se fanno queste cose a Guantanamo, non essendo territorio americano, non è soggetta alla legge americana. Allora se li arrestano negli Stati Uniti non possono torturarli e diciamo cercare di tirar fuori delle notizie eccetera. Chiaramente uno torturato, lo sappiamo nel Medioevo, parla anche se non ha la colpa pur di diciamo, interrompere la sofferenza. Tortura. E quindi Guantanamo resterà aperta perché diciamo, è il cesso degli Stati Uniti, il gabinetto dove si possono fare delle cose che altrimenti non si potrebbero fare per una questione di diritto. Diciamo che è una scappatoia. Allora, se parliamo di democrazia, o siamo democratici noi e non il territorio, allora le cose sono diverse. Se invece noi non siamo democratici, cioè facciamo finta di essere democratici e poi andiamo a torturare la gente in un posto dove il diritto non c'è, perché Guantanamo non è uno Stato, è un pezzo di terra, di Cuba, quindi le cose, diciamo, sono diverse. Una cosa eclatante, naturalmente i black site, poi se uno fa una ricerca, i black sites sono stati molto di più, e poi ci sono stati dei casi dove ci sono stati dei rapimenti, li abbiamo avuti anche qua in Italia. Abu Omar è stato rapito in centro a Milano e portato in Egitto, è stato torturato ed è veramente, adesso non abbiamo il tempo di approfondire, ma leggendo il libro della Maurizi c'è una storia veramente assurda, dove questo poi l'hanno rilasciato minacciandolo che avrebbero ammazzato tutta la famiglia se lui avesse parlato, e quindi la famiglia dopo mesi era desaparecido, nel senso non la trovava più neanche lui, quindi è tornato a Milano, non c'era più nessuno, è andato a finire in manicomio perché pensavano diceva cose e stragionava, e invece poi un po' alla volta lì hanno capito che è vero, l'hanno rilasciato, i parenti insomma alla fine l'hanno... Ma il manicomio era un passaggio dovuto, cioè nel senso che bisogna metterlo da parte fin tanto che accettasse le condizioni per cui era stato liberato. Però lui invece poi quando ha l'ha accettate, allora ha detto puoi andare libero perché tanto non parli. Lui invece ha denunciato e la giustizia italiana ha fatto il suo corso fino alla terza
terzo livello di appello e ha accusato, mi pare adesso non mi ricordo, sono 25, insomma un gruppo del servizio segreto americano che tramite cellule telefoniche avevano individuato, no, la posizione, e anche qualche generale diciamo italiano. E il nostro, mi pare che fosse Storaro, ma non vorrei dire una sciocchezza perché su questo non mi ricordo bene, appunto ha fatto tutta questa indagine, eccetera, eccetera, li hanno condannati. Poi i ministri della giustizia hanno lasciato passare, e così non hanno chiesto mai né l'estradizione né niente, e poi ci sono stati un Presidente della Repubblica che li ha definitivamente liberati. Certamente fa parte delle trattative della politica internazionale. E quindi in conclusione ci sarà il giorno 13 a Ponte San Nicolò, alla sala civica Unione Europea del municipio di Ponte San Nicolò, e interverranno appunto, oltre a Stefania Maurizi e Vincenzo Vita, un già senatore e deputato della Repubblica, e poi ci sarà l'assessore del comune Alessia Gasparin e l'altra consigliera Katia Zoppello. Interverrà tramite internet un video Beppe Giulietti, che è il presidente della Federazione Nazionale dei Giornalisti, poi Marco Mascia, che sappiamo che è il presidente del centro di Ateneo sui diritti umani, e Giuseppe Mosconi, che è già docente docente di relazioni internazionali di Padova, e io. Bene, grazie. Invitiamo tutti i nostri spettatori, se vogliono essere presenti, daremo notizie nel frattempo, prima di questo convegno, in maniera che tutti siano al corrente e possano partecipare, diciamo, in presenza a questa manifestazione, che è importante perché è un fondamento per la libertà non solo di Assange, ma della nostra libertà, perché questi personaggi riescono a dare quell'informazione che altri non hanno il coraggio, non hanno la possibilità di dare, e quindi grazie per Assange e grazie anche a lei. Vorrei fare un ultimo appello per la 24 ore di Assange, che sarà un evento globale, mondiale, il 15, per una giornata intera, giorno e notte. Ah sì, 24 15 ore di sempre Assange. Il giorno sì, tutto il giorno, perché ci saranno eventi dall'Italia fino all'Australia. Sì. Il 15 di ottobre. Quindi il giorno dopo della manifestazione. 2 giorni dopo. Sì. Bene, allora cerchiamo di partecipare tutti con quello che è la nostra attenzione, per difendere anche la nostra libertà. La nostra libertà di sapere. Certo, grazie allora a Donatella Mardollo del Comitato Free Assange Italia per essere stata qua con noi. Noi continueremo comunque a seguire il caso, a tenere aggiornati anche voi telespettatori, e quando avremo novità torneremo anche a disturbarla per averla nuovamente in studio. Adesso andiamo brevemente in pubblicità e poi ritorniamo per l'ultima parte di questa puntata. Ci occuperemo di storia, parleremo di un fatto storico che interessa il Veneto, la Repubblica della Serenissima, e parleremo della ricorrenza della battaglia di Lepanto. Avremo modo quindi di ricostruire un po' quello che era stato il periodo anche antecedente alla battaglia di Lepanto, e poi capiremo come è andata a finire, ma ne parliamo tra poco, dopo la pubblicità.